Allora, buonasera per gli amici che ci sono, che sono qui, che seguono la live di TikTok, poi vabbè, è registrata, quindi poi andrà anche sugli altri canali social. Sono particolarmente contento di ospitare oggi il professor Davide Brandi, che è un professore che ormai di lingua napoletana, è il professore per eccellenza, perché oltre ad organizzare corsi di lingua napoletana e difende appunto quella che è la napoletanità, diciamo che presidente dell'Associazione I Lazzari ed è costantemente, quotidianamente presente proprio per cercare di difendere e tutelare una lingua tanto delicata quanto proprio fragile nel vero senso della parola. Dopo ci spiegherà perché. Ci sta regalando in queste settimane per l'identitario proprio le pillole di lingua napoletana, perché è chiaro che su TikTok, sui canali social, anche molti giovani, molti ragazzi si stanno avvicinando alla nostra lingua, quindi non solo tramite serie TV in cui si parla di lingua napoletana, almeno così per modo di dire, adesso si comincia a fare cultura reale e il nostro obiettivo è quello di farlo entrare anche nelle scuole, perché anche che sia un'ora a settimana, se riuscissimo a farlo entrare all'interno delle scuole, sarebbe già una grande battaglia, una grande vittoria più che altro. E, prof, allora, se ci puoi parlare un po' della tua associazione, appunto dei Lazzari, e anche eventualmente dei corsi che organizzi, dove e come possiamo seguire i tuoi corsi. Sì, allora buonasera innanzitutto. Allora, cominciamo col dire che l'Associazione I Lazzari nasce già da una decina d'anni più o meno e nasce soprattutto con lo scopo proprio di tutelare, di difendere quella che è l'identità del territorio, l'identità della città, della regione. E come vuole difenderli? Vuole difenderli attraverso proprio quella che è la divulgazione della cultura del posto, quindi di cultura che passa anche e soprattutto attraverso quella che è la comunicazione, quindi la comunicazione quale? Quella della lingua, la lingua napoletana particolarmente. Sì, quindi ci occupiamo di varie cose, tra cui i corsi di lingua napoletana che si possono seguire sia in sede, quindi a Palazzo Venezia, ma abbiamo tenuto corsi anche per anni presso il Grenoble di Via Crispi, l'istituto francese a Napoli, qualcosina abbiamo fatto anche all'istituto Cervantes, quindi diciamo, l'istituto di cultura spagnola, proprio per ricordare insomma che la cultura napoletana, la lingua napoletana viene anche a una componente spagnola, fortemente spagnola, non solo nella lingua, ma un po' in tutte quelle che sono le tradizioni, la cucina, eccetera, eccetera. Ma soprattutto diciamo che da quest'anno siamo stati costretti, tra virgolette, piacevolmente costretti ad avviare anche dei corsi di lingua napoletana online, perché sui social avevamo tantissime richieste e soprattutto tantissime, come dire, preghiere da parte di nostri concittadini corregionali da tutto il mondo in cui chiedevano perché noi siamo esclusi, perché non possiamo seguire i corsi di napoletano, quindi abbiamo avviato questi corsi online di lingua napoletana, tra l'altro strutturati su livelli, proprio come i livelli previsti dalla normativa, quindi da A1 fino a C2, ce ne siamo diciamo appropriati un po' indebitamente, però proprio per far come dire, per volerci stare anche noi, ecco, essere presenti anche noi come lingua. Quindi questi corsi online sono partiti e sorprendentemente ci hanno travolto perché abbiamo avuto richieste non solo da napoletani da tutto il mondo, ci sono napoletani veramente iscritti da qualsiasi continente, ma anche da persone non napoletane. Quindi noi Certo. abbiamo iscritti brasiliani, argentini, dagli Stati Uniti, tantissimo, dalla California fino alla costa est, abbiamo iscritti da qualsiasi parte d'Europa, Francia, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Grecia, Olanda tantissimi. Buonasera, buonasera. Buonasera Cosimo, Buonasera, Cosimo è un amico Guarda, del Movimento Equità Territoriale che ci segue, sta dando una grande mano sui nostri canali per l'identitario, la divulgazione dell'identitario. perfetto, perfetto. Quindi Prof, allora, dicevo, continuando, abbiamo iscritti, addirittura c'è una signora iraniana che si è iscritta al corso di napoletano
c'è un coreano, e soprattutto ci sono tantissime persone del nord, ci sono almeno 4 veneti, ma veneti veneti, cioè nel senso che non è che hanno parentele qui nel Dei nati territorio lontani. napoletano, quindi ecco, veneti c'è una signora del Trentino Alto Adige, proprio perché loro lo vedono come un qualcosa di culturale, di fortemente legato a quelle che loro ascoltano come le canzoni classiche napoletane, ma anche quelle più moderne, alla letteratura, al teatro napoletano soprattutto. Ecco, quindi i corsi possono essere sia in sede che online. Mm. E come viene, più o meno come viene organizzato? Perché tu prima mi hai parlato di A1, Sì. A2, B1, B2, come un po' fanno l'inglese e anche altre lingue. Come viene Sì, organizzato? Anche perché non abbiamo nulla da invidiare alle altre lingue, quindi è giusto che anche noi abbiamo questa classificazione, a mio avviso. sì, sì, esattamente. Io li ho strutturati proprio come lo standard delle lingue internazionali, no? Riconosciute. Addirittura pensa che il corso di lingua napoletana che teniamo noi è l'unico corso in un certo qual modo riconosciuto e quindi patrocinato da quella che è il Consiglio d'Europa di Strasburgo e quindi della Comunità Europea, cioè l'unico corso internazionale napoletano riconosciuto nell'ambito della giornata europea delle lingue. Perché io poi a un certo punto ci ho provato, ho detto mo mando il progetto, vediamo, magari in un contesto in cui ci sono progetti legati a migliaia di situazioni legate all'inglese, al francese, al tedesco, all'italiano stesso, eccetera, eccetera. Ho detto, mo ci provo, butto il napoletano, vediamo. Loro lo hanno accettato senza batter ciglio, proprio perché il Consiglio d'Europa di Strasburgo ha come obiettivo, tra l'altro, quello della salvaguardia delle lingue territoriali, quindi degli idiomi, diciamo, Certo. e quindi il napoletano ci entra proprio alla perfezione, cosa che purtroppo non hanno mai voluto tutelare e proteggere non solo le istituzioni nazionali, ma particolarmente quelle locali. Quindi come è strutturato da uno, partiamo chiaramente dalla base, si parte da quello che è la fonetica, come si pronuncia la lingua napoletana, come si legge, fino ad arrivare poi alle cose un po' più complesse, quindi le vere e proprie traduzioni di testi, le coniugazioni verbali, il dialogo, che è una cosa bellissima, il dialogo soprattutto con i non napoletani, no? Che si cimentano a parlare napoletano, veramente è qualcosa che ci fa capire di quanto sia fortemente, di quanta storia abbia questa lingua. Certo. Come te lo spieghi tutto questo? Cioè, perché questa lingua viene più apprezzata fuori, all'estero, meno in Italia? Voglio dire. Guarda, hai detto proprio bene, perché è qualcosa che io vado dicendo ormai da anni, perché ecco, per esempio, ti faccio l'esempio, l'Istituto Grenoble, che è un'istituzione francese, no, a tutti gli effetti, perché il loro scopo è quello di divulgare la cultura francese all'estero. Quindi a Napoli io sono stato chiamato dall'Istituto Grenoble per tenere i corsi di lingua napoletana, chiaramente in una prima fase con quelle che sono le connessioni col francese, no, però poi dei veri e propri corsi di lingua napoletana. Perché? Perché i francesi in questo caso hanno capito che è qualcosa di culturale che poteva attirare comunque le persone verso di loro e ci sono le foto sui social, no? Che abbiamo dovuto, all'inizio i corsi si tenevano in un auditorio, in una biblioteca, quindi con posti limitati, alla fine i francesi hanno dovuto aprire il teatro con 170 posti perché non c'era proprio spazio per far entrare tutte le richieste di persone. Come si spiega? Si spiega così, perché gli stranieri non si rendono conto, nel senso di che voi avete una lingua così importante, con una lingua che viene cantata in canzoni che vengono apprezzate e conosciute in tutto il mondo. Com'è possibile che non venga studiata a livello didattico, scolastico, e com'è possibile che non venga tutelata a livello nazionale? Quindi loro si pongono il problema, le nostre istituzioni no, quindi bisogna combattere su questa cosa. No, ma Pensi infatti che... io mi Vai, vai, vai. chiedevo come mai non si insegnasse la lingua napoletana, visto che è considerata che la nostra è una lingua. Insomma, molti l'hanno scoperto
quando c'è stata la polemica con il testo di Geolier, no? Dove hanno sbagliato a trascrivere il testo, quindi si è alzata la polemica e io dico sempre che non tutti i mali vengono per nuocere, no? Si è Tra acceso un l'altro attimino stai il faro parlando con sulla uno questione. dei fautori, non della polemica, perché poi il prof. Brandi è stato uno di quelli che, così come il movimento neoborbonico, non ha voluto alzare la polemica, ma ha semplicemente corretto il testo No, così no, come sì, stava ma anche perché scritto. comunque Giolieri è il nostro fratello, comunque Certo, è una persona che ci appartiene, e quindi no, insomma andava preso insomma molto più soft, diciamo così. Però è tranquillamente. stato importante anche insomma far capire a molte persone, perché è un conto, un dialetto, è un conto che è una lingua, noi abbiamo proprio una lingua nostra, quindi è una questione di identità, no? È di prestigio anche per quanto riguarda il nostro popolo. Però ecco, i francesi, cioè, si meravigliano i francesi quando poi gli italiani, cioè quello che è la politica italiana, non si crea il problema. È quello che Infatti, meraviglia. una delle sorprese più grandi che colpiva le persone straniere che venivano a seguire il corso, soprattutto al Grenoble, perché al Grenoble sono venuti molti francesi, sono venuti molti svizzeri, quindi di madrelingua francese, oltre a tantissimi napoletani, e si chiedevano proprio, dicevano, ma perché i napoletani fanno il corso di lingua napoletana? No, voi avete ragione. La comprendo questa domanda. Perché? Perché è una lingua che non viene studiata a livello didattico, neanche come, diciamo, come attività complementare, quindi attività che può essere svolta il pomeriggio, no? Certo. Dai ragazzi. A parte qualche scuola che ha avviato magari dei progetti PON o di scuola viva o dei seminari un po' più brevi, dove tra l'altro ci sono stato ed è stata una cosa meravigliosa perché veramente si è visto un entusiasmo dei ragazzi nello studiare certe cose. I professori mi chiedevano se i ragazzi mettessero lo stesso entusiasmo che stanno mettendo oggi con lei in queste lezioni per tutte le altre materie, noi saremmo i professori più felici del mondo, perché noi ai ragazzi a scuola la, gli parliamo come se gli stessimo parlando a casa, la lingua di casa, la lingua degli amici, la lingua che loro hanno magari sentito come prima rispetto all'italiano, no? Quindi si sentivano in un certo modo coinvolti, perché la lingua dei loro cantanti, di Geolier, la lingua di Sannino, di Clementino, tanto per citare proprio quelli più seguiti dai ragazzi. E quindi ecco, loro si sentivano coinvolti e non solo, ma soprattutto attraverso la lingua napoletana nelle scuole noi abbiamo avvicinato i ragazzi allo studio delle altre materie. Perché? Perché per studiare il napoletano devi necessariamente rivedere un po' l'italiano, perché quando gli vai a parlare di preposizioni semplici, preposizioni articolate, articoli, quando gli vai a parlare di avverbi, aggettivi, eccetera, eccetera, è normale che glieli devi proporre in italiano e quindi vai a vedere anche un po' l'italiano, ma non solo. Poi quando parli di etimologie, quando parli di parole, di dizionario, tiri fuori il greco antico, va bene sicuramente, ma soprattutto il latino. Quindi i ragazzi che studiavano il latino hanno trovato tantissime corrispondenze proprio con la lingua, con la lingua che parlavano tra di loro, che parlava il nonno a casa o la famiglia, così come col francese e lo spagnolo. Quindi ecco, la lingua napoletana diciamo che è stata d'appoggio per poter poi avvicinare i ragazzi come dire, ad una facilità, ad una familiarità verso queste altre materie scolastiche. Quindi secondo me ecco perché è importante introdurlo nelle scuole anche con progetti tipo Ponne Scuola Viva, come ho detto prima. Io penso una cosa, no? Come, perché appunto, come giustamente chi, diciamo, durante i tuoi corsi di lingua napoletana sottolineava il discorso che diciamo, com'è possibile che il napoletano possa fare un corso di lingua napoletana? Beh, noi comunque, io penso che in qualsiasi parte del mondo un inglese va a scuola e impara la lingua inglese, un italiano va a scuola e impara la lingua italiana, anche perché se non va a scuola anche la lingua italiana viene diciamo, non viene conosciuta alla perfezione. È chiaro che quindi, così come le pillole che ci stai regalando in questo periodo, sui anche gli errori che vengono fatti, no, nelle domande
sulla lingua napoletana, dici ma perché la lingua napoletana c'ha i verbi, cioè cose vabbè di altro tipo, poi ci spiegherai dopo, però resta il discorso che è normale che se a questo punto a scuola non viene insegnata la lingua napoletana, bisogna farlo fuori la scuola. Soprattutto c'è da dire che, e lo vedo proprio sulla mia persona, quando studio un libro, che sia universitario, che sia qualsiasi tipologia di libro, se mi viene spiegato in napoletano io lo riesco a imparare anche meglio, perché a volte anche ragazzi, voglio dire, dei quartieri, in generale dei napoletani, quando si spiega in italiano, magari ci si mette un quarto d'ora, 20 minuti per spiegare un concetto in italiano, poi c'è la classica frase dove dice, in poche parole, ti dice in napoletano, ti fa capire quel concetto. Quindi noi non so se è perché abbiamo una marcia in più con la lingua napoletana, però resta il fatto che essendo anche molto più schietta, molto più popolare, ma soprattutto tramandata anche nei secoli oralmente, però resta quella sostanza, cioè va subito alla sostanza e al cuore, piuttosto che essere, diciamo, aulico nella spiegazione degli argomenti e appunto far diventare tutti gli argomenti burocratizzati, didattici o comunque molto aleatori per certi aspetti. Il napoletano va più al succo. Che ne pensi di questa cosa? Sì, no, no, ma è proprio così, è proprio quello che dicevo prima. Allora, se tu parli la lingua degli amici, la lingua della famiglia, la lingua del popolo ad un ragazzo, è normale che tu lo tieni più, gli dai un concetto molto familiare e quindi lo avvicini poi a cose che possono sembrare più difficili, ma l'approccio sicuramente è diverso, è molto più semplice. Per questo è importante, secondo me, non perderlo il napoletano, nel senso che perché purtroppo forse molti non se ne rendono conto, ma il napoletano si sta perdendo o comunque si sta evolvendo, sì, ma io dico si sta trasformando in qualcosa di molto molto diverso. Ovviamente parlo soprattutto dell'ortografia napoletana, quindi di come viene scritto il napoletano. È chiaro che i napoletani non lo sanno scrivere la lingua napoletana, quindi tendenzialmente vanno a scriverla così come la pronunciano. È qui che forse pochi hanno capito il problema vero quale è. Il problema vero viene da quella che è stata in un certo modo la rivoluzione comunicativa dagli anni 90 in poi. Cioè negli anni 90 cosa è successo? Con il boom di internet, quindi della rete, della rete e quindi di tutti i componenti che possono essere il computer, il cellulare, eccetera, eccetera, la lingua da parlata, da prevalentemente parlata, perché il napoletano è stato alla fine sempre una lingua parlata dal popolo, erano soltanto pochi addetti ai lavori, poeti, giornalisti, chi scriveva di teatro che sapeva scrivere il napoletano, quindi il popolo l'ha sempre parlato, ma il popolo quando gli dà gli strumenti di comunicazione che sono il computer e il cellulare, tende a scriverlo in napoletano perché si sente di comunicare secondo la propria identità, che è quella l'identità napoletana, ma non avendo le basi minime, l'ABC della scrittura, dell'ortografia, le butta lì così come gli vengono, quindi senza rispettare quello che è la fonetica, l'ortografia. Questa è una cosa che hanno trascurato molti, hanno trascurato, posso dirlo, i filologi, sociologi, l'hanno trascurata anche, la Federico II forse anche l'ha trascurata, non lo so, ma sicuramente il popolo adesso scrive, perché Joliet scrive in quel modo? Perché lui non ha avuto gli strumenti per poterlo scrivere in modo corretto il napoletano. Ecco, quindi davanti alla rivoluzione della comunicativa di internet, il napoletano è stata la lingua più massacrata e questo, Emilio, non so, mi potrei collegare al fatto della vulnerabilità, del perché, spiegare i motivi, no? In realtà poi è stato reso vulnerabile probabilmente anche con il lavaggio del cervello per certi aspetti che per decenni abbiamo vissuto, perché non parlare napoletano, parla in italiano, è chiaramente un fattore di allontanamento. Le generazioni, i nostri genitori, i nostri nonni che ci hanno insegnato a dire parla italiano, non parlare napoletano, perché il napoletano è una lingua volgare, un qualcosa che si allontana dal colletto bianco, dalla cravatta, la giacca e la cravatta, in questo senso, quindi deve rimanere popolare
però neanche più di tanto, quindi il napoletano è volgare, non è diciamo, non deve appartenere alla nostra cultura. Fortunatamente negli ultimi anni, grazie ai social, grazie diciamo, a tutto quello che è la riscoperta anche della verità storica e grazie anche ai corsi di lingua napoletana, si sta riscoprendo che in realtà ha una propria dignità a 360 gradi probabilmente. Credo che sia anche un discorso di identità, cioè il fatto che, ecco, ci agganciamo al fatto che insomma parla italiano, non parlare napoletano è come annullare anni e anni di storia, insomma, le nostre identità. Se non sai da dove vieni, cosa sei? Questo è il problema, è stato un problema che c'è ancora, no? Il denigrare Onore stasera. Buonasera. Vedi, Assunta mi ricorda proprio il primo corso di lingua napoletana fatto, credo, 8-9 anni fa, credo. Cioè, devo vedere sull'attestato, non mi ricordo. Sì. Ma Esatto. no, volevo collegarmi a quello che si diceva prima, volevo continuare, anzi, perché il napoletano è la lingua rispetto alle altre lingue della penisola italica, quindi rispetto al siciliano, rispetto al salentino, rispetto alle lingue del nord, ai dialetti del nord, il veneto, il piemontese, perché quella che ne ha sofferto di più dal cambio, dalla rivoluzione comunicativa? Per una ragione molto semplice, perché la lingua napoletana ha quello che si chiama nella fonetica l'evanescenza delle vocali, cioè le famose vocali che non le scrivono i ragazzi, ma che vanno scritte per rispettare l'ortografia. Un esempio pratico. Allora, prendiamo un siciliano che deve dire nella sua lingua la donna incinta. Allora, come dirà in siciliano? Dirà a femmina prena. Sentite bene le vocali che sto pronunciando. A femmina prena. Cioè tutte le vocali sono toniche. Sì. Il ragazzo siciliano che deve scrivere un post lo scriverà così come lo pronuncia, quindi con le vocali toniche. Un ragazzo napoletano dirà a femmina prena. No, la donna incinta. Sentite bene. A pren. Sentite quel suono? Sì. Sono evanescenti. Esatto. Noi quello, vabbè, questo lo spieghiamo poi nei corsi, la sceva, lo schwa. Allora, quella particolarità fonetica della lingua napoletana è stato un handicap con l'avvento dei social network, perché i ragazzi, non sentendo la tonica, la vocale, non la scrivono. E nessuno mai è intervenuto per dire, ragazzi, attenzione, il napoletano deve rispettare questa regola. Poi al nord, i dialetti del nord, le lingue del nord sono la stessa cosa, quindi le vocali sono piene e non vanno scritte. Prof, giustamente il napoletano paga più degli altri questo scotto. Ci sta il nostro amico Antonio Abete che fa una domanda e dice: al nord ci sono cartelli stradali bilingue, non capisco perché qui da noi no. Vabbè, ma là è una questione molto semplice, perché i confinanti, là riguarda penso più per le zone di confine. Sì, esatto. Per il ladino. Sono le lingue che sono inserite nella Costituzione italiana, cioè lo Stato italiano riconosce come lingue ufficiali, oltre all'italiano, riconosce il friulano e quindi il ladino, il friulano, quindi là troveremo i cartelli stradali scritti nelle due lingue, nell'Alto Adige il tedesco, quindi troveremo cartelli stradali scritti in tedesco, nella parte provenzale del confine del Piemonte con la Valle d'Aosta e con la Francia troveremo scritto in provenzale, in francese, quindi sono lingue introdotte nella Costituzione italiana perché riconosciute. Il napoletano non è riconosciuto nella Costituzione italiana, quindi per questo non vengono inserite doppie lingue. Mi viene spontanea la domanda, il perché questa? Bella domanda, perché? Perché nella storia possiamo dirlo, nessun politico napoletano campano ha mai avanzato una seria proposta di legge per poter far entrare, anche perché ostacolato anche dai linguisti, ostacolato certo, da varie situazioni accademici.
Diciamo, esatto, soprattutto dagli accademici, perché secondo gli accademici poi ogni lingua della penisola italica dovrebbe entrare nella Costituzione, perché secondo loro se tu fai entrare il napoletano poi ci deve entrare pure il torrese, il puteolano, ci deve entrare l'irpino, ci deve entrare Vabbè, ma sul territorio io credo il che sarebbe messicano. uno spettacolo vedere i cartelli autostradali, no? Divieto d'accesso a Canons Pass, cioè sarebbe uno spettacolo incredibile, cioè, ma anche per dare identità, cioè, Cosimo, io non ci troverei niente di male, c'è anche un valore aggiunto. Cosimo, allora io sì, questa cosa la comprendo, ma noi non riusciamo neanche a vedere i nomi dei grandi personaggi della storia napoletana, nelle vie, figuriamoci. Bravo. Eh no, però secondo me partire da queste piccole cose che sembrano, senza andare a sradicare quella che è la statua in Piazza Garibaldi, no? No, Che Vabbè, quello sarebbe anche un'altra bella cominciare a farlo iniziativa, noi. però iniziare... Potremmo cominciare. Certo, Eh, Cosimo, però quello che dico è che potremmo cominciarlo a fare noi come privati, perché voglio dire, un passo carrabile, un cancello privato, sì, possiamo tranquillamente fare un cartello con scritto passo carrabile, eventualmente non accanto c'è a una legge che ce lo vieti, no? no, Credo. no, ma no, nel privato no. no. Tieni presente che io nel luogo di lavoro dove sto io, nel luogo di lavoro, la segnaletica, quella della ex legge 626, quindi quella che La va sicurezza. legge sulla sicurezza del lavoro, io l'ho messa anche in lingua napoletana. Quindi la porta uscita d'emergenza, io sotto ho scritto a porto fuia fuia e ho fatto tutto così. Bellissimo. Bellissimo, beh, è poesia, sarebbe poesia, cioè frasi poetiche scritte sui cartelloni, cioè, io così la vedo, così la percepisco. Laddove c'era l'obbligo di mascherina, è obbligatorio indossare la mascherina, io sotto ho scritto in napoletano vado a mettere la mascherina in faccia mus. Bellissimo. La segnaletica dove lavoro io è fatta tutta così, quindi diceva bene Emilio, nell'ambito privato, ma si possono tranquillamente fare queste cose. Molti esercizi commerciali come bar, ristoranti, eccetera, lo fanno, lo vogliono fare. Molti purtroppo lo scrivono male perché non hanno riferimenti a chi chiederlo. Ecco, noi siamo disponibili gratuitamente per queste cose. Vedi, già oggi, stamattina, ho dovuto rispondere a 7-8 richieste per questa cosa. A me fa piacere farlo, però dobbiamo partire da questo e poi quello che verrà. E pensi che sta cambiando comunque qualcosa da questo Sì, punto sta di vista? cambiando soprattutto perché c'è una grande riscoperta della lingua napoletana. Ora io non so se sia dovuto alle serie TV, che vabbè, che quello sono discutibili, ne possiamo discutere quanto vogliamo, le serie TV di successo, è dovuto alla canzone napoletana che mantiene un livello di divulgazione immenso, infinito. Anche lì possiamo discutere il cantante che scrive male, non ci piace, eccetera, eccetera, però pensiamo che Geolier a Milano è più seguito che a Napoli, pensiamo al teatro che viene promosso in televisione, i film, perché tantissimi registi, tantissime produzioni cinematografiche vengono a Napoli a girare e vogliono inserire quel qualcosa di napoletano, che quindi sia la lingua o qualcosa di tradizione. C'è una grandissima riscoperta nel nostro piccolo, anche grazie a noi che rompiamo le scatole da anni su questa cosa del napoletano, che facciamo magari quelle proteste civili sotto alla galleria perché la Mondadori mette quel cartello scritto male e poi la notizia viene amplificata su tutti i quotidiani. Sarà questo, sarà che, ve lo dico in anteprima, che stamattina il Comune di Napoli mi ha chiamato per una campagna di divulgazione di una cosa napoletana e finalmente hanno chiesto come si scrive in E napoletano. questo lo dobbiamo far uscire sull'identitario, questo è uno Prima scoop. che si faccia la conferenza stampa, però, perché poi Sono dovrò andare d'accordo. alla conferenza stampa. Sicuramente Emilio, però aspettiamo i tempi. Ok. E quindi sarà questo, sarà tutto questo, un po' un po' una cosa, un po' un'altra. Ma sì, ma io credo che ci siano mille cose da fare per rendere Napoli, Napoli, ma anche persone vestite da Pulcinella che possono dare informazioni a questo boom di turisti che ci sono a Napoli. Ci sarebbe da trasformare Napoli, insomma, da renderla Vorrebbe ancora fare qualche associazione, hai detto una bella più cosa, Cosimo, lo identitaria, sai? ancora di più identitaria, ecco. Cosa che ci è sempre stata negata, no? Cioè,
insomma hanno sempre fatto di tutto per mantenerci buoni. Devo Chi dire, mi ieri... conosce, Vai, vai. chi mi conosce sa che io per anni mi sono battuto perché le cose potevano insomma portare diciamo, più che a livello accademico, perché lì è seguito, il napoletano viene studiato, c'è dialettologia, però è qualcosa di riservato chiaramente agli Si studenti studia e ai anche, sì. ricercatori proprio specifici, ma è il popolo che ha bisogno. Chi mi conosce sa che per anni io presso il comune di Napoli mi sono battuto tantissime volte, io sono stato ospite della commissione scuola tante volte, ho presentato progetti gratuiti per i ragazzi delle scuole, per il popolo napoletano. Io mi sono offerto gratuitamente a tenere corsi di napoletano gratuiti il sabato mattina per tutta la popolazione napoletana all'interno del Maschio Angioino, delle sale del comune, qualsiasi cosa. Purtroppo non è stato mai fatto niente. Quindi Però c'è da dire che questa rivoluzione culturale la stanno percependo anche molto all'estero. Ieri all'evento Napoli Crea, un evento in cui abbiamo presieduto come quotidiano identitario, c'era il professor O'Connor, che è un accademico internazionale, e ha riconosciuto anche il fatto che a Napoli c'è molto più orgoglio e identità rispetto che negli altri posti d'Italia. Invece a questo punto la domanda da meridionalisti, oltre che da napoletanisti, io te la faccio, dico cosa deve fare invece il Sud per riappropriarsi delle proprie lingue, o almeno della propria radice culturale, sempre napoletana o napolitana, in termini più nazionalistici. che cosa deve fare? Allora, te l'ho detto prima, guarda, secondo me bisogna continuare su questa onda popolare napoletana, quindi le associazioni sicuramente, ma secondo me bisognerebbe creare un comitato proprio popolare di difesa della lingua napoletana, Certo. di difesa e di divulgazione della lingua napoletana, perché ti spiego, allora l'unico ente istituzionale che ha fatto un qualcosa, tra l'altro aperta e chiusa parentesi, c'è una proposta di legge dell'onorevole Borrelli per far inserire il napoletano a livello di legge e quindi di Costituzione anche, ma figuriamoci se la Lega prende il napoletano e la Lega che sta al governo. La padella alla brace, diciamo. Però è un'iniziativa lanciata da un napoletano, da un onorevole napoletano. Certo, è importante. È importante, però l'unico ente del Sud che ha fatto un qualcosa è la Regione Campania, che nel 2019 ha istituito la Commissione di salvaguardia del patrimonio linguistico della Campania, che però diciamo ha iniziato questi lavori un po' a rilento perché poi è nato nel periodo del Covid, quindi ci sono stati problemi proprio oggettivi. Però a mio avviso è un comitato che molto settoriale il cui scopo diciamo, è quello di promuovere la lingua napoletana, però è promossa solo attraverso iniziative che sono magari un po' impedite alla grossa massa di persone. Quindi secondo me va costituito pariteticamente un comitato popolare di difesa della lingua napoletana e di divulgazione, che possa comprendere non solo le associazioni culturali napoletane, ma anche personaggi pubblici importanti, come penso per esempio a Maurizio De Giovanni, che era presidente della commissione di cultura tra l'altro. Esatto, quindi penso a attori tipo Fabrizio Rispo, tipo Salemme, tipo, che ne so, cantanti tipo Sal Da Vinci, insomma, personaggi napoletani di un certo importanza che possono dare il loro contributo semplicemente partecipando a questo comitato, semplicemente lanciando anche dei brevissimi video di 10 secondi in cui dicono ai ragazzi il napoletano non si scrive come si pronuncia. Ecco, una cosa di questa lanciata per esempio da un Clementino ai giovani avrebbe un effetto devastante dal punto di vista. Quindi secondo me l'unico modo di mettere un freno a questa situazione può essere questo qui. E per creare attenzione ci vogliono soltanto dei testimonial conosciuti, perché altrimenti Esatto, C'è poco da fare. Noi come associazioni, in un modo o nell'altro, anche per rispondere all'amico Open Your Mind, ognuno di noi, ognuna delle associazioni, anche dei giornali, non a caso poi è nato l'identitario per dare voce anche alle associazioni napoletaniste e meridionaliste, in realtà noi da sempre protestiamo anche contro
la vendita dei beni napoletani, ma nello stesso tempo proprio perché non si passa da quello che è l'orgoglio di essere napoletani, con anche la valorizzazione delle proprie eccellenze e della propria lingua. Tutto questo le istituzioni si possono permettere di poter fare questi passi, di svendere i nostri beni storici proprio perché non c'è ancora quell'orgoglio necessario, quell'orgoglio importante per poter cominciare a dire questa è la nostra civiltà e la nostra identità e quindi i nostri beni non vanno toccati. Tra l'altro in questo periodo storico abbiamo il Castel dell'Ovo ancora chiuso, cioè potremmo fare una lista infinita di quelli che sono i beni che hanno messo in vendita e quindi è giusto continuare per questa strada. Se Oh, non ma ci non sono... è che loro, no, voglio dire, ci stanno tante iniziative che magari tu non sai, magari in quella iniziativa non c'erano loro, ma in tante altre Tra non ci sei l'altro, tu. appunto, abbiamo fatto appunto delle iniziative alla galleria per l'apertura della Mondadori, oppure anche tantissime altre iniziative come che fosse anche quella della correzione del testo di Joler, piuttosto che diciamo alle aziende che hanno sbagliato la lingua napoletana. O adesso qualche settimana fa, proprio per l'ufficializzazione della vendita della Galleria Principe di Napoli, dove c'eravamo, cioè diciamo che purtroppo manca ancora quello che è un polo di informazioni delle associazioni. Ci stiamo provando con l'identitario, ma dove le associazioni possono andare a vedere quali sono gli eventi che vengono organizzati e quindi unirsi poi alle altre associazioni che vanno a protestare. Se non ci sono poi altre domande, io penso, prof, che C'è una iniziative, domanda vabbè, che volevo rispondere, se permetti, velocemente, perché leggo che bisogna fare un vocabolario sulla lingua napoletana e renderlo ufficiale. Allora, di dizionari seri di lingua napoletana ce ne sono, e non parliamo di dizionari dell'800 del 900, parliamo di dizionari degli anni 2000. Ci sono dizionari fatti da studi di autorevoli filologi come il professore Carlo Iandolo, per esempio, dizionario etimologico tra l'altro, quindi qualcosa di uno studio molto molto profondo. I dizionari e i libri di grammatica scritta bene ce ne sono. Perché non sono ufficiali, nel senso di l'ufficialità? Perché l'ufficialità non la può dare un'Accademia della Crusca napoletana. Il napoletano non è una lingua ufficiale perché non è seguito da un'Accademia della Crusca tutta napoletana. O meglio, c'è una sezione dell'Accademia della Crusca nazionale italiana che segue la lingua napoletana. Ovviamente è sempre qualcosa di, come dire, di molto specifico, di molto accademico. È il popolo che ha bisogno. Io, vedete, ripeto sempre questa parola, è il popolo che ha necessità. Quindi di libri e di dizionari importanti ce ne sono, e noi durante i corsi consigliamo anche di comprare quei libri, quei testi, quelle cose che valgono veramente molto, ecco. No, su questo mi collego a questo punto anche poi al progetto, per esempio, dell'Accademia delle Eccellenze di Napoli e del Sud, dove anche l'Associazione Lazzari ha dato, diciamo, il beneplacito, no? La partecipazione, che è quello dell'Albergo dei Poveri, no? Il nostro progetto che stiamo cercando ormai da anni di portare avanti. So che l'Albergo dei Poveri è una tematica purtroppo molto delicata, perché in ambito accademico, politico, stanno praticamente dividendo quel palazzo monumentale in praticamente strutture e sedi già esistenti come quelli dell'Università, della Biblioteca Nazionale, ma invece lì pensare che potremmo creare un'accademia, un UNESCO napoletano, quindi non abbiamo bisogno di nessun riconoscimento a livello nazionale e internazionale, perché abbiamo un'accademia, un palazzo che è veramente magistrale, enorme e quindi imponente, e il fatto di poter cominciare a organizzare lì dei corsi dall'arte presidiale napoletana, al corso di pizzaiolo napoletano, alla lingua napoletana, alla cucina, alla tradizione napoletana, è chiaro che noi abbiamo un nostro UNESCO e inevitabilmente da lì non si passa, nel senso che qualsiasi cosa lì potrebbe diventare un organo di tutela di quello che è la cultura e la storia e le tradizioni napoletane. Tra l'altro appunto ci sarebbero i corsi poi di lingua napoletana delle associazioni Lazzari. Di appropriarci quello che è nostro, insomma. Certo. Concludendo, come i prossimi eventi dell'associazione, so che ci sarà una visita guidata che avete organizzato al Complesso Monumentale dei Pellegrini, fondato nel 1578, sabato 11 2024, 11 maggio. Quando Davide? Sabato 11 maggio, 11 alle maggio alle 10:30, c'è la visita guidata del Complesso Monumentale dei Pellegrini, che a Napoli tutti conoscono per esempio gli Incurabili, ma non conoscono un'altra... Infatti noi siamo venuti con te agli Incurabili. Esatto, ma non conoscono quella dei Pellegrini, perché chiaramente è un'istituzione privata nata nel 1578.
e ci sono due chiese meravigliose, una di Carlo Vanvitelli, l'altra è del Cinquecento, con dei capolavori che neanche vi dico, e quindi faremo questa visita guidata in questo complesso che durerà un'ora e mezza, massimo 2 ore, un costo di 8 euro mi pare, quindi non E è... bisogna prenotarsi da te e dalla pagina tua. Sì, sì, esatto, bisogna prenotarsi perché purtroppo i posti sono limitati. E questa sarà una cosa dell'11 maggio e poi c'era un'altra cosa che ho organizzato, non mi ricordo nemmeno perché ne sono talmente tante. Qual era, Emilio? Sono poi corsi online, vabbè, se diciamo riguardo Quelli quelle di 40 iscrizioni potevano essere 100, se vuoi parlare anche Ah di quel sì, corso. di questo seminario gratuito online che faremo mercoledì prossimo alle 21, in cui approfondiremo un po' quello che abbiamo detto all'inizio, cioè perché la lingua napoletana è vulnerabile. Quindi entreremo nel dettaglio e spiegheremo la fonetica della lingua napoletana che rispetto alle altre lingue subisce diciamo, l'onere più grande, più gravoso. Quindi è un seminario online su Google Meet gratuito, tutti possono partecipare, previa chiaramente richiesta di partecipazione. Oh, Giocheremo ma poi anche sarebbe questi. troppo bello arrivare subito al sodo. Qua stiamo da decenni. Sono 30 anni e penso che qualcosa è già cambiato rispetto a 30 anni fa. Non è facile. Prof, ti ringrazio Assunta, Cosimo. Chiaramente, Grazie come a sapete, voi. vabbè, voi avete il vostro quotidiano, ormai per quanto riusciamo cerchiamo di dare voce alle associazioni, se ci volete seguire sui nostri canali social, sul giornale, sull'identitario.com, sostenerci sui nostri canali e grazie ancora a tutti per essere intervenuti. Aspetta un attimo, posso dire Sì, un'ultima cosa? assolutamente sì. Tu ci conosci da anni, quindi sai bene che soprattutto io come persona, Davide Brandi, quello che io proprio non amo molto sono proprio le chiacchiere e penso che Sono tutti d'accordo. questi anni abbiamo dimostrato ogni giorno di fare qualcosa per la cultura napoletana e non solo per la cultura, ma anche per iniziative di carattere proprio di essere presenti, ecco, sul posto per tutte queste cose. Tra l'altro penso che se si va a vedere se si va a vedere la cronologia degli eventi organizzati dall'Associazione I Lazzari, soprattutto negli ultimi anni, penso che Non quotidianamente riesco neanche più a scriverli, tanti che ne lo sono. sottoscrivo, lo sottoscrivo. E soprattutto che coinvolgono centinaia e centinaia di persone. Un caro saluto a tutti voi e grazie a Davide, tutti. allora ti Grazie a contatto, mi voi. interessa questa cosa dei pellegrini. Va buona, buona serata a tutti quanti. Pure a State voi, con vai Dio. giù. Un bacio. Ciao. Ciao ciao.